Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro, siamo sul centro San Giusto, siamo con Bruna, la presidente del gruppo missionario San Giusto, perché abbiamo seguito l'anno scorso con quel straordinario progetto in Madagascar, per la risaia Madagascar, e oggi ci presenta questo nuovo progetto, Sri Lanka. Cosa farete in Sri Lanka e come sarete compartecipi di questo progetto voi di San Giusto? Noi del gruppo missionario San Giusto siamo partecipi assieme al VIS a questo progetto che segnerà la rinascita dei giovani in Sri Lanka. In pratica saranno 250 borse di studio distribuite ai ragazzi più poveri dello Sri Lanka e così in questo modo si ottengono due risultati. Il primo è di far studiare i ragazzi ed inserirli nel mondo del lavoro e così faranno da traino ai loro amici, ai loro compagni di scuola. Ma non solo questo, porterà anche a una maggiore conoscenza delle scuole Don Bosco nella popolazione locale. E speriamo che in questo modo i ragazzi, tutti i ragazzi, siano incentivati allo studio, alla scuola, a superare quella vita di assoluta povertà in cui vivono. Ecco, domenica ci sarà una giornata speciale qua a San Giusto, voi organizzerete anche incontri, parlerete appunto delle vostre missioni, delle missioni non solo di Portoviro ma di tutto il gruppo Don Bosco, e naturalmente chiedete anche una piccola partecipazione anche per l'Ucraina. Allora, noi continuiamo il nostro impegno in Madagascar con Don Giuseppe Miele per la risaia, per tutti i progetti, anche la casa famiglia che abbiamo avviato, ci sentiamo sempre molto partecipi a ciò che avviene in Madagascar. Però non possiamo ignorare quello che sta succedendo, la guerra tocca i nostri cuori profondamente e allora abbiamo trovato il modo di aiutare anche gli ucraini. Aiutiamo la missione di Chisinau in Moldavia, ai confini con l'Ucraina, in modo da inviare questi aiuti ai missionari che sono là. Noi abbiamo visto che i missionari sono capaci nel gestire le risorse, sanno moltiplicare il bene che ricevono, quindi ci affidiamo a loro per aiutare il maggior numero di persone possibile. A Chisinau arrivano i profughi. I profughi vengono ospitati 24-48 ore, viene loro data una doccia, viene dato da mangiare, vengono inseriti in un progetto di inserimento verso gli altri stati. E aiutando loro a pagare le bollette, a trovare il cibo per tutte queste persone che arrivano, pensiamo di aiutare in questo modo il popolo ucraino. Allora, che dire, innanzitutto complimenti, sappiamo quanto è fatica a fare queste cose, ma il grande cuore di Portoviro, ma non solo di tutto il Polesine, gli sta dando una mano. Ci diceva che anche in Madagascar, nonostante la pandemia, nonostante tante vicissitudini, sta andando avanti il vostro progetto, e che dire, bravi, semplicemente bravi. Grazie, noi continueremo col nostro impegno sempre costanti perché è importante fare la nostra piccola parte nel mondo.